Mi trovo sul colle della Castagnavizza, a Nova Gorica, la città slovena alla mia destra. Di fronte vedo la parte nord di Gorizia, Rione di Montesanto, e alla mia sinistra il colle del Rafut. Perché questo luogo? Questo luogo racconta tante storie religiose, storie dell'Europa con le sepolture di Borbone. E questo è un luogo molto caro ai goriziani perché qui anche ai tempi della Jugoslavia c'era una processione che superava i confini appunto anche durante i tempi della guerra fredda. E per spiegare di più quello che significa la cappella, come è chiamata dalle persone del luogo, mi attende Evelyn, una guida turistica bilingue. Buongiorno Evelyn. Dobar dan Roberto, buongiorno. Dobar dan. Qual è l'importanza di questo sito dal punto di vista storico e non solo? Questo è un monumento sia artistico, culturale e spirituale. Spirituale si vede già dalla collina dove si vede la chiesa di Castagnavizza con il convento e poi i più grandi tesori sono nascosti. C'è poi un aspetto non secondario che si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni e che riguarda i cammini spirituali. Castagnavizza è diventato un punto di riferimento anche per questo tipo di turismo religioso, se così si può dire. Questo posto fu costruito già nel 1623 dal conte Mattia Turen, che fece erigere la prima chiesa. E poi ha fatto erigere anche un piccolo convento per i fratelli carmelitani che sono stati qua per 134 anni. Purtroppo con il decreto di Francesco Giuseppe II i frati dovevano lasciare il convento e nel 1785 il convento fu chiuso. Dopo, nel 1811, sono venuti qua i frati francescani che sono qui tuttora. La chiesa era distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e quello che stiamo vedendo adesso è la chiesa ricostruita negli anni 30. Castagnavizza è connessa con altri siti come Sveta Gora oppure Marino Celie e i turisti, ovvero i pellegrini, venivano già da secoli qui. E dunque per i moderni pellegrini un punto irrinunciabile dei loro percorsi questo. Ovviamente, perché qui siamo in un bel posto, siamo veramente a pochi metri dal confine tra la Slovenia e l'Italia, tra Gorizia e Nova Gorica, e così se uno viene può scoprire sia l'enogastronomia, ma soprattutto può stare in pace, può avere anche una bella idea com'è la cultura slovena e conoscerla. Bene, grazie Evelyn. Adesso entriamo a scoprire quelli che sono i tesori di questo sito. Prego.
La biblioteca del convento della Castagnavezza, uno dei tesori di questo sito. Ce ne parla Renato Podbersic, storico. A cominciare le chiedo a chi è dedicata questa biblioteca? È dedicata al padre francescano che si chiamava Stanislaw Škrabec, uomo molto conosciuto, ha vissuto ben 44 anni in questo convento. Era anche professore della lingua slovena nel ginnasio francescano, stabilito qui alla metà del XIX secolo. E poi è noto anche come un uomo che si occupava scientificamente con la lingua slovena già in quel tempo, parliamo della metà del XIX secolo. Durante la Prima Guerra Mondiale, lui, come tutti i francescani dal convento di Castagnevica, sono scappati, sono diventati profughi tra Lubiana e Kamnik, Stein nella lingua tedesca, sempre nella Carniola, e là è morto. Morto nel 1918, significa dopo le conclusioni delle sanguinose battaglie di Isonzo, senza mai ritornare nel suo amato Gorizziano. Qui sono conservati oltre 10.000 libri di varie epoche, scritti in più lingue. E qual è un po' la storia di questi volumi che sono stati trasferiti da un posto all'altro, dalla loro origine? Se siamo precisi, qui ci sono conservati 11.500 libri e poi anche 33 incunabole. Incunabole sarebbero i primi libri, significa dalla metà del XV secolo fino al 31 dicembre 1500. Significa che questa biblioteca conserva veri e propri tesori. I libri derivano dappertutto, però la maggior parte sarebbe dal Monte Santo, una principale chiesa del pellegrinaggio nel Goriziano, sia per i sloveni che i friulani e per gli italiani. C'era una ricca biblioteca, però dopo la soppressione del monastero, diciamo negli anni 80 del XVIII secolo, la biblioteca è stata portata a Gorizia, dove c'era un vecchio monastero dei francescani conventuali, e là si sono stabiliti per, diciamo, una ventina di anni, e poi nel 1811 si sono trasferiti qui, sono venuti qui, sulla Castagnevica, o diciamo nella lingua del popolo del Goriziano si dice Capella, e hanno stabilito questa biblioteca. E qui abbiamo in questa teca probabilmente il libro più antico, un incunabolo, se non mi sbaglio. Sì, questa è un'incunabola, sarebbe la più vecchia incunabola di questo monastero, di questa biblioteca, deriva dal 1476, è un vecchio e proprio tesoro di questa biblioteca. Seppure l'attrazione, se così si può dire, maggiore riguarda questo volume, che è la prima grammatica slovena che si conosca in lingua latina. Esatto, le ricordo. Deriva dal 1584, scritta dal famoso Adam Bohoric, uno dei primi personaggi di quel tempo che si occupava con la grammatica slovena. Era un protestante. Ha scritto il libro che sarebbe Artice Horule, in sloveno Zimske Urice, diciamo le barzellette d'inverno, una traduzione così volgare. Questo libro è famoso anche perché è uno dei pochi che conserva la firma o la dedica dell'autore Adam Bohoric. La biblioteca non è l'unico tesoro di questo sito del convento della Castagnavica, e adesso andiamo a scoprirne un altro che richiama moltissimi turisti.
Renato, siamo nella cripta della Capela, come viene familiarmente chiamata la Castagnavizza, e siamo in quella che è considerata anche la piccola Saint-Denis. Sì. Perché? Siamo situati proprio sotto l'altare maggiore della chiesa di Castagnavizza di Capella. Saint-Denis, nel Parigi del Nord, è considerato come le tombe principali di tutti i re francesi. Soltanto pochi sono fuori. Napoleone III, che è sepolto a Londra, e poi i nostri goriziani, Borboni del Goriziano. Sono venuti qui nell'autunno del 1836, era l'ultimo re francese della famiglia dei Borboni, che è stato abdicato nel luglio, dopo la rivoluzione, nel luglio 30. Poi viaggiava da Londra verso Edimburgo, poi si è stabilito per un certo periodo a Vienna e poi nell'autunno, venuto nel Goriziano, già malato, è morto dopo 3 settimane della sua stanza a Gorizia. Sepolto qui. Vediamo qui la nostra tomba, c'è una tomba dell'ultimo re dei francesi della famiglia dei Borboni, Carlo X, fatta negli anni 80 del XIX secolo. Si vede subito qui lo stemma dei Borboni. Conosciamo tutti anche Luigi XVI, che è stato giustiziato durante la rivoluzione francese, era padre del Carlo X. Si è sposato con Maria Teresia Luigia Charlotta, che è stata la nipote di Maria Teresia, imperatrice d'Austria, e anche la figlia di Maria Antonietta. Invece sull'altra parte significa il nipote del Carlo X, che sarebbe ultimo Borbone maschile sul trono, mai incoronato. Anche sua moglie si chiamava Maria Teresia Gaetana, anche lei sepolta qui. Invece sull'altra sponda abbiamo Maria Luisa dal stirpe borbonico di Parma, morta nel 1864, che sarebbe la nonna dell'ultima imperatrice d'Austria, significa moglie del Carlo I, famosa città d'Austria, Asburgo. Imperatrice che si è molto adoperata per salvaguardare queste sepolture anche Sì. durante la Grande Guerra. Sì. Come sappiamo, durante la Prima Guerra Mondiale Gorizia era sotto fuoco. Anche la chiesa di Castagnavizza o Capella era quasi completamente distrutta. Già prima della conquista italiana di Gorizia, che è venuta nell'agosto del 16, le tombe dei Borboni sono state trasportate a Vienna, dove sono rimaste fino agli anni 30, quando sono ritornate e messe qui dalle autorità italiane di quel tempo. Mi dicevi che durante il periodo della Jugoslavia non si parlava di questo sito, era sconosciuto ai più il fatto che qui ci fossero le sepolture dei Borboni. Soltanto con l'indipendenza della Slovenia si sono aperte, le porte di questo luogo. Possiamo dire così. Però già negli anni 80, alla fine degli anni 80, durante la presidenza del presidente francese di quel tempo, François Mitterrand, in Francia si parlava di ritornare dei Borboni di Gorizia a Parigi, perché se lei visita la chiesa di Saint-Denis di Parigi si vede ancora oggi la tomba vuota, tomba preparata con la scrittura Gorizia dei Borboni in esilio a Gorizia. Chiudiamo questa pagina di storia con una curiosità. Sì. Dal 2004, qui nel Roseto della Castagnavizza, c'è questa esposizione meravigliosa a maggio delle rose Bourbon. Molti ritengono che sia in relazione appunto alle sepolture dei Borbone. È così o non c'entra nulla? Sì, ogni anno potete visitare questa mostra che è bellissima, vi assicuro, però non ha niente
in comune con i nostri Borboni, soltanto il nome. Ci troviamo in un posto splendido, è il vero senso della parola, del Goriziano. Siamo nel giardino del monastero della Castagnavizza, dove dal 2003, a cura di un gruppo di volontari amici delle rose del Goriziano, è stato impiantato questo roseto della rosa Borbone. E qui, i primi giorni di maggio, questo giardino sta dando il massimo del suo profumo, della sua bellezza con tutti questi colori. Vale la pena ricordare come la nascita di questo giardino sia stata un po' casuale, ovvero l'incrocio di due tipi di rose ha dato modo di svilupparsi a questa rosa Borbone, che poi è qui proposta in diverse specie, una settantina di specie, per cui per gli amanti anche in particolare della rosa c'è di che visitare, di che scoprire. Ma vi assicuro anche il profumo, soltanto per il profumo vale la pena salire qua su. E sono moltissimi i visitatori, anche italiani, che dal 2003 vengono a vedere in questo periodo questo paradiso terrestre. Tra l'altro questo della Castagnavizza è il secondo giardino più importante d'Europa dopo il primo, che è situato a Parigi, ed è un'attrazione assolutamente da non perdere. Dalla Castagnavizza siamo scesi a Gorizia per andare alla scoperta dei siti religiosi, una grande pagina di storia cittadina. La prima tappa è l'ex monastero di Santa Chiara, oggi sede museale. Ci aspetta Vanni Feresin, storico e archivista. Questo edificio per quasi 2 secoli, tra l'inizio del 600 e il 700, è stato il monastero delle Clarisse, uno dei tanti luoghi religiosi, una delle tante presenze religiose in quel periodo che hanno elevato Gorizia dal punto di vista culturale e anche urbanistico, se vogliamo. Tra l'altro ci troviamo proprio in quella che era la chiesa delle Clarisse, e che giunsero a Gorizia negli anni 30 del 600, come poi tutta una serie di ordini religiosi proprio. E chiaramente le Clarisse, occupandosi prettamente della preghiera perché erano un ordine contemplativo, hanno lasciato pochi documenti, e quei pochi documenti sono documenti amministrativi, quasi tutti, perché alla morte delle suore veniva bruciato tutte le carte private, le preghiere, le poche cose che uno scriveva, anche le proprie memorie, non restava niente proprio degli ordini contemplativi in questo senso. E quindi delle poche carte che ci sono rimaste, sappiamo che erano state fondate da 2 suore in particolare, una Strasoldo tra l'altro, quindi un cognome molto presente nella città e anche in Friuli, e che i lavori per la costruzione di questo monastero furono molto lenti e molto lunghi, anche a causa delle guerre che si erano succedute tra le guerre friulane e poi la guerra dei 100 anni, e quindi i fondi per la costruzione e realizzazione del monastero mancavano, e si giunse alla sua quasi completa edificazione intorno agli anni 50 del 600. Ecco, qui siamo un po' al centro di quello che era il monastero, siamo nella chiesa che poi è stata demolita,
e quando fu demolita vennero trovate anche dei resti umani, delle ossa. Si parlava prima della grande presenza religiosa tra il 6 e il 700 a Gorizia. Puoi farci una sorta di mappa anche topografica della presenza di questi religiosi? Dall'inizio del 600 infatti giungono tutta una serie di ordini religiosi. Questo ha una motivazione storica, nel senso che l'Austria era in conflitto permanente con la Serenissima Repubblica proprio dalla fine della contea, dal 1500, e anche per questa ragione non c'era la presenza fisica di un vescovo nel territorio. Infatti c'era il patriarca di Aquileia, ma il patriarca stava a Udine, o comunque stava dalla parte della Serenissima, ed era per secoli calcolato come un nemico in pratica degli Asburgo. Quindi gli Asburgo, che hanno governato per quasi 1000 anni, avevano una situazione diciamo piuttosto precaria nel territorio, anche dal punto di vista religioso, scolastico, e quindi in maniera pratica risolvono i problemi immettendo ordini religiosi. Il nucleo importante nasce proprio agli inizi del 600 con i Gesuiti, che giungono a Gorizia nel 1619 e qui aprono il primo seminario, diciamo il primo ginnasio, quello che sarà l'embrione di oggi, diciamo il liceo classico in pratica. E loro sono come dire il braccio intellettuale della Chiesa, infatti portano l'università addirittura a Gorizia, una cittadina di 5.000 abitanti, pensa, fino alla fine, agli anni 60-70 del Settecento saranno discusse le tesi di dottorato in biblica, teologia morale, teologia dogmatica, quindi una cosa straordinaria per il territorio. Ma non è l'unico ordine religioso che si presenta in quel periodo, infatti ci sono le Clarisse, abbiamo parlato, che giungono nel 1632, poi ci sono i Carmelitani Scalzi, altro ordine contemplativo che prenderà prima sede a San Rocco nel Borgo e poi alla Castagnavizza. E in ultimo ci sono nel 1672 le Orsoline, che porteranno la scuola per le fanciulle. Dopo la soppressione nel 1782 del monastero di Santa Chiara, l'edificio molto vasto ha un destino poco felice. Prima diventa ricovero per orfanelli, poi magazzino militare e soltanto qualche anno fa, insomma si può dire una ventina di anni fa, prende corpo l'ipotesi di trasformarlo in museo. L'edificio originario è stato suddiviso in 3 parti: la parte museale, che dove siamo adesso, c'è una parte centrale, sede universitaria di Udine, e ancora la parte verso il torrente Corno, trasformata in edilizia popolare. Citata prima da Vanni Feresin, andiamo ora a vedere la chiesa di San Rocco, una delle più particolari della città. La chiesa di San Rocco è stata consacrata nel 1637, edificata su un preesistente edificio sacro, è il cuore spirituale, ma non solo, anche sociale del quartiere di San Rocco, un quartiere, diciamo, un'enclave friulana nella città di Gorizia. Il borgo di San Rocco, il quartiere di San Rocco indifferente, è il borgo fuori le mura della città. E la chiesa naturalmente prende il nome di San Rocco perché di solito le chiese di San Rocco erano dedicate proprio alla protezione dalle malattie, dalla peste. E infatti i conti di Gorizia ancora nel 1497, quindi proprio prima della fine della contea, danno il via alla costruzione della piccola cappella. Adesso noi ci troviamo in un ambiente grande, proprio quello del 1637, mentre c'era un ambiente molto più piccolo, era proprio una cappella di campagna. Siamo nel Tempio, queste sono le dimensioni seicentesche e si è molto trasformato nel tempo, pensa che era completamente affrescata ad esempio. C'era la gloria di San Rocco sul soffitto prima della Prima Guerra Mondiale, ma essendo prima linea il borgo in pratica
la chiesa crollò quasi completamente già nel luglio del 1915. E questo praticamente è il volume della chiesa originale. Esattamente, è la chiesa proprio di fine 400 e che venne edificata in 3 anni. Infatti nel 1500 proprio venne consacrato l'altare e la statua di San Rocco, così raccontano le cronache. Infatti abbiamo tutti i documenti antichi della chiesa, mentre non abbiamo i documenti più recenti, proprio per un fatto quasi casuale storico, perché siccome era una piccola cappella e sottostava alla più grande parrocchiale, le carte si sono salvate perché durante la prima guerra mondiale sono state portate via da Gorizia, mentre le carte proprio della parrocchia, quelle ottocentesche, novecentesche, anche fino alla metà del Settecento, sono andate completamente distrutte. Quindi sappiamo la storia antica, ma abbiamo perso la storia recente. Tra le opere d'arte contenute nella chiesa mi pare che questa, alle nostre spalle, abbia un particolare significato. Infatti è la cosiddetta pala di Santa Filomena, anche se nel martirologio cattolico non c'è più Santa Filomena, è stato levato nel 1961, però la sovrintendenza l'ha mantenuta nell'attuale posizione perché ha un valore storico, e cioè è stata donata dall'ultima Borbone presente a Gorizia, che era solita pregare nei pomeriggi d'estate nella chiesa di San Rocco, e alla fine dona la pala di Santa Filomena, tra l'altro di un autore ungherese, per ringraziare degli anni in cui lei si era trovata bene a Gorizia. Borgo San Rocco che ha dato natali a personaggi importanti, quali ad esempio l'architetto Lasciak, che è ricordato con una stele nella rinnovata piazza. Quartiere di San Rocco, Borgo San Rocco, chiesa di San Rocco, fulcro di attività molto vivaci dal punto di vista culturale. Mi piace ricordare anche il prestigioso e ambito Premio San Rocco, organizzato da svariati anni, che intende appunto premiare le persone che in qualche maniera si sono dedicate alla cultura, alla socialità del borgo e non solo. Bene, grazie Vanni della tua collaborazione e della tua sapienza. Ciao. E con della chiesa di San Rocco ci congediamo non solo da questa puntata dedicata ai luoghi della spiritualità al di qua e al di là del confine, passeggiata che noi abbiamo cominciato a fare alla Castagnevizza, poi siamo tornati a Gorizia, abbiamo visitato l'ex monastero di Santa Chiara, abbiamo appunto parlato di tante altre cose. Ma qui, con la benedizione di San Rocco, si chiude anche la nostra serie, che ha inteso valorizzare, ha inteso mostrare una Gorizia spesso trascurata, non solo il confine, i parchi, ma abbiamo cercato di cogliere delle sfumature che spero possano interessare il pubblico e invogliarlo a scoprire una città o riscoprire una città che ha molto da dare.